Celebrato oggi presso il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio il giorno dell'unità nazionale, la festa delle forze armate e il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari della provincia e delle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia. Nel corso della cerimonia sono intervenuti gli studenti del liceo classico Empedocle di Agrigento che hanno partecipato con il coro e l'orchestra, nonché quelli dell'istituto comprensivo bersagliere Urso Mendola di Favara, che hanno ricordato i comuni della provincia di Agrigento che hanno conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Nella circostanza sono state anche consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Le onorificenze sono state consegnate al colonnello dei Carabinieri Vittorio Stingo da parte del prefetto di Agrigento, al colonnello della Guardia di Finanza Pietro Maggio da parte del prefetto e del comandante Lopane, al luogotenente in congedo Roberto Antonio Falsone, al luogotenente Giovanni Prete dei Carabinieri, al maresciallo maggiore ora luogotenente dei Carabinieri Giuseppe Samuele, al luogotenente della Guardia di Finanza Giorgio Sai, all'ispettore superiore di pubblica sicurezza in congedo Sebastiano Canicattì, al maresciallo capo dei Carabinieri in congedo Giuseppe Tirrito, al vice ispettore pubblica sicurezza Orazio Tomarchio, al brigadiere capo dei Carabinieri in congedo Alfonso Carlisi, all'assistente capo coordinatore di pubblica sicurezza Vincenza Roccaforte, all'assistente pubblica sicurezza Ezio D'Ambra, all'ingegnere dei Vigili del Fuoco Lorenzo Paolo Capraro, alla dottoressa Cettina Pennisi, viceprefetto, alla signora Calogera Giuseppe Callari come funzionario economico-finanziario e infine al tenente Carmelo Fenech, presidente dell'UNUCI di Agrigento. Noi continuiamo a credere nei valori fondanti che sono la patria, il senso del dovere e il senso di comunità a cui dobbiamo continuamente lavorare, per questo dobbiamo lavorare. È stato un momento molto bello di partecipazione sentita, quindi mi sento di dire solo questo oggi, grazie. Oggi si ricorda anche il Milite Ignoto, una cosa... Il Ignoto che insomma è un po' il simbolo delle sofferenze, del tributo che è stato pagato da tanti giovani, tanti ragazzi nel primo conflitto, nel secondo conflitto e purtroppo in tutte le guerre che ancora continuano ad insanguinare il mondo. Una commemorazione, quella del Milite Ignoto, che è una commemorazione propria dell'Italia. 100 anni fa questa salma di un soldato sconosciuto ma italiano fu traslata da Aquileia a Roma, un significato pieno di onore, pieno di patria, pieno di Italia, quello di una donna, madre di tutti gli italiani, Maria Bergamas, che ha scelto tra tante quella bara che rappresentasse per una nazione intera ciò che aveva voluto dire partecipare alla Grande Guerra. È importante la forza delle forze armate, è importante garantire sempre i valori che la Repubblica impone ai cittadini, un momento importante per la difesa dei valori costituzionali che tanto ha fatto tribolare tanta gente pagando spesso col prezzo della vita. Importante la Repubblica, va difesa la Repubblica, viva la Repubblica! Siamo con il neosindaco di Porto Empedocle che assiste oggi a questa manifestazione come primo cittadino. Sì, una manifestazione importante che da alcuni anni che non si teneva per motivi di pandemia e che oggi in questa Villa Bonfiglio ha dato la massima espressione di quella che è la festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Una manifestazione importante dove ci fa capire qual è il senso della patria, il senso dell'unità e il servizio che le Forze Armate svolgono e continuano a svolgere in questo Paese. Siamo con il neosindaco di Canicattì Corbo, ecco, oggi presente a questa manifestazione come prima volta, il primo sindaco. Allora, è la mia prima uscita ufficiale, ringrazio il prefetto di Agrigento nonché anche il comandante dell'Arma dei Carabinieri che hanno voluto fortemente la mia presenza, ci tenevo anche perché dico oggi si ricorda il centenario del Milite Ignoto, per cui dico era un atto doveroso essere presente in provincia, per cui dico sono molto contento e fiero, per cui dico per me è un onore essere presente a questa cerimonia. Anche il sindaco di Agrigento presente a questo evento oggi, una giornata sicuramente importante in un momento in cui il Covid, i Novax stanno cercando di parare l'unità italiana.
Oggi è un giorno importantissimo per Agrigento e questo evento qui è l'espressione chiara di un periodo post-pandemico. Sembra che stiamo riuscendo a superare questa tragedia proprio della pandemia. Oggi è la festa delle Forze Armate, è la festa anche dell'Unità Italia e la commemorazione anche del Milite Ignoto. E voglio ricordare che proprio il 3 novembre del 1918 e poi proclamato il 4 novembre c'è stato l'armistizio a Villa Giusti, che venne chiamato proprio armistizio della vittoria, perché l'Italia uscì vincitrice da questa brutta guerra, la prima guerra mondiale, che poi fu denominata quarta guerra d'indipendenza, perché proprio grazie a questo armistizio i territori di Trento e Trieste poterono rientrare nella nostra nazione. Che dire? Notiamo anche la pulizia, un monumento, no? Sì, mi sembrava doveroso, ci lavoro da quasi un anno e a giorni verrà inaugurata la fontana che c'è proprio ai piedi del Milite Ignoto.